Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Santi Malda del Dolomiti, facci venire una gengivite che poi la esplora. Scusate, avete ascoltato questo pezzo opera di Gianni Ferrio, signore e signori, direttamente dalla colonna sonora dell'Infermiera di notte 1979 con Lino Banfi, Alvaro Vitali, pace all'anima sua, l'immenso Alvaro Vitali, l'unico attore italiano ad aver recitato in 5 film consecutivi di Federico Fellini, tanto per chiarirci, e Gloria Guida e Lino Banfi, ovviamente. Anno di grazia 1979, questo è opera di Gianni Ferrio, la sequenza numero 12, quando Gloria vince la gara di ballo alla discoteca Io Valentino di Ceglie Messapica. Ma adesso noi abbiamo ripreso la linea perché non dalla discoteca di Ceglie Messapica, ma da quella di Bruxelles c'è Marco Campomenosi. Buonasera. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito, ma io sono collegato per ascoltare buona musica. Ma qua mettiamo musica di livello. Certo, avrei potuto anche mettere musica sempre cantata da Gloria Guida stavolta, però perché non tutti sanno che Gloria Guida ha avuto un passato da cantante, ma detto ciò, insomma, non siamo qui per cantare, anche perché mi pare che ce le stanno suonando più che altro che cantarle, o no? Mi sembra proprio di sì, sì, infatti chiediamo subito al nostro Marco, che oltre a essere una posizione di prestigio a livello europeo a Bruxelles, è anche un libero pensatore. Cosa sta succedendo su questo Mercosur? Ne abbiamo già parlato tante volte, questo accordo con i paesi del Sud America. Marco, svendiamo un po' tutto? La nostra agricoltura come se la passerà? Allora, premessa, io credo che vista l'instabilità a livello mondiale in vari ambiti, il commercio transatlantico, cioè quello fra l'Europa e il Nord e il Sud America, vada incoraggiato, occorrano degli scambi maggiori e importanti, però non bisogna farlo, a mio modestissimo avviso, con un accordo iniziato a stipulare più di 20 anni fa, quando gli accordi commerciali servivano quasi esclusivamente a tagliare dei dazi per poter avere accesso a dei mercati, e di solito l'Unione Europea dava accesso al tessile e alla produzione agricola dei paesi sudamericani piuttosto che asiatici. Con la maggior parte dei paesi africani c'è un altro tipo di accordo che ha un altro nome. Insomma, quella roba lì di far circolare le merci abbassando i dazi serve solo a far ridurre i costi a qualcuno, ma
e a creare dei disagi fortissimi a settori che già sono, nel nostro continente specialmente, soggetti a norme severissime. E quindi questo accordo fra l'Unione Europea e i paesi del cosiddetto Mercosur, che sono l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay principalmente, ora è entrata anche la Bolivia, il Venezuela è stato sospeso, insomma sono realtà che hanno normative differenti dalle nostre su alcuni tipi di prodotti che si possono utilizzare, insomma lo diciamo da tanti anni. A mio avviso, visto tutto quello che era successo, secondo me sarebbe stato più giusto e più coraggioso ripartire da zero con un altro tipo di accordo, lo diciamo in tanti, lo dice il mio caro amico Filippo Pozzi, esperto di agricoltura della Lega. Devono essere accordi per riconoscere lo stesso livello di standard produttivo, se no non è giusto che il produttore agricolo, l'allevatore europeo non possa usare, e ci mancherebbe, certi strumenti perché da noi si sospetta facciano male alla salute, e magari il suo collega brasiliano sì, perché le 99.000 tonnellate all'anno di carne bovina che entreranno senza pagare dazio nell'Unione Europea avranno un impatto forte. La Commissione ti dice, vabbè, cosa vuoi che sia l'1,5%, ma inciderà su alcuni tipi di produzione. E poi ricordiamoci che quel settore già subisce l'importazione verso l'Unione Europea già naturalmente, al di là di questo accordo e anche di tutto il resto del mondo. Insomma, non è, cioè, gli occhi ce li abbiamo per vedere da dove proviene certo prodotto nei nostri supermercati, per non parlare di quello che avviene nell'industria della trasformazione, dove poi noi acquistiamo un prodotto dove non è neanche indicato veramente da dove provengono gli ingredienti. Quindi c'è un impatto sulle carni avicole, lo zucchero, il riso, insomma ce ne sono tantissimi. Questo accordo era nato tanti anni fa perché la cosa buffa erano i tedeschi che non riuscivano a entrare nel mercato americano quanto avrebbero voluto per il settore dell'automotive. Ora mi fa ridere che loro stessi hanno di fatto distrutto, stanno distruggendo quel settore, non so nemmeno fra qualche anno con che cosa andremo. Poi, leggendo tra le righe, il settore dei servizi e della finanza è molto contento di questa cosa. Guardate che Confindustria è molto in favore di questa cosa. E quindi cosa succederà? Quando tu mi hai detto all'inizio che io sono un libero pensatore, sono uno che percepisce che in Italia non si parli di questo tema, che è pure un tema importante, ed è un peccato perché in Francia se ne parla invece tantissimo, sia a sinistra che a destra si critica questo accordo, gli agricoltori si fanno sentire, anche quando si tengono le sessioni plenarie a Strasburgo del Parlamento europeo. Da noi sì, c'è qualche protesta, qualcosina, però vedo uno spirito molto remissivo. E poi, vabbè, io però sono pronto ad ascoltare chi è a favore, no? Ma basta che chi è a favore non mi prenda in giro, perché cosa stanno facendo per far digerire la pillola? Stanno rimandando l'approvazione ultima definitiva da parte dei governi nel Consiglio europeo, probabilmente avverrà poco prima di Natale, perché vogliono che in parallelo si voti una norma per introdurre delle misure di salvaguardia a favore dei settori agricoli che saranno colpiti. Uno dice, allora andrà bene, cioè se arriva troppo prodotto dal Sud America si rimettono i dazi su quello in più. La verità è che ormai sono troppo vecchio e per prendermi in giro bisogna impegnarsi un po' di più. Non ho mai visto misure di salvaguardia che ci sono su diversi accordi commerciali funzionare. Avevamo provato, e Viviani secondo me se lo ricorda, a introdurle per il riso italiano che subisce concorrenza sleale, e di fatto è stata una battaglia quasi impossibile, nel senso che nel momento in cui tu attivi queste clausole
e le aziende sono già belle morte, perché bisogna che il comparto segnali al Ministero dell'Agricoltura a Roma una cosa, che segnala alla Commissione europea, che fa uno studio, che consulta il Parlamento e poi dice vabbè dai, ok, rimettiamo i dazi. E nel frattempo magari è passato un anno e mezzo. Quindi non sono strumenti che servono a proteggere gli agricoltori, sono strumenti che servono a quei governi che all'inizio, che sono composti da partiti che all'inizio erano contrari a questo accordo, per dire vabbè, ma ora è tutta un'altra cosa, quindi voteremo a favore. Ma posso il dire una cosa, sì. poi Antonino, poi ti lascio la parola. Il commercio, perdonami, adesso facciamo un po' il pescatore duro e puro, il produttore, ci mettiamo sistematicamente anche qualsiasi tipo di protezione della salute dei nostri concittadini, di civiltà verso dei paesi che magari sfruttano manodopera a basso costo, ce ne mettiamo quotidianamente, ma questo lo facciamo anche quando indossiamo una maglietta, purtroppo, costantemente sotto i piedi, e lo facciamo dormendo sopra due guanciali. A me sta cosa mi fa perennemente vomitare. Io sono uno che è fissato a guardare le etichette anche per questo. Perdonatemi, perché mi sono rotto le palle di passare in maniera anche molte volte così, non pensandoci, o anche dicendo vabbè, non è un problema mio su queste cose. Andiamo sulla salute quando parliamo di alimenti dei nostri concittadini, di cibo che arriva sulle nostre tavole, e ce ne sbattiamo alla grande di come vengono trattati i lavoratori, magari sfruttati negli altri paesi. A me questa cosa mi fa incazzare da morire. Antonino. No, io voglio dire questo. Stamattina stavo scrivendo un pezzo per Italia Oggi e guarda caso ci casca a fagiolo con la nostra conversazione. L'esempio è stupido. Dovete sapere che a novembre in Austria un operatore privato ferroviario austriaco ha messo in servizio un treno che è stato prodotto e comprato in Cina. Levata di scudi dei sindacati, levata di scudi dei produttori ferroviari europei, il ministro dei trasporti austriaco piglia e dice: noi adesso entro fine anno facciamo una legge per limitare la longa manus cinese su questi asset strategici, ma poi chiederemo all'Europa di intervenire. Allora, domanda: possibile che noi sui prodotti agricoli non possiamo fare la stessa cosa, benedetti Dio? Cioè, è possibile che qui ogni volta applichiamo il famoso metodo, mentre il medico studia il malato se ne va, perché dobbiamo aspettare l'Europa che sente la commissione, che poi parla con l'altro, che poi fai la giravolta, fallo un'altra volta? Marco, che possiamo fare? Purtroppo i trattati di Lisbona hanno conferito sul tema del commercio internazionale competenza esclusiva all'Unione Europea. Vi ricordate quando si parlava dei dazi americani qualche mese fa? Sì. Claudio Borghi e altri esponenti della Lega ci spiegavano, e giustamente hanno ragione, che è ovvio che l'Italia non può autonomamente imporre dei dazi, quello è un compito della Commissione, ma l'Italia può andare negli Stati Uniti e cercare di negoziare un accesso dei propri prodotti, e ci mancherebbe che non lo facesse. Non solo, gli Stati membri sono anche competenti sugli investimenti. Quindi io, se fossi al governo in Italia, cercherei di dare degli strumenti a un ministro, magari istituirei proprio un ministro al commercio internazionale, cosa che non abbiamo più avuto per timore reverenziale nei confronti della Commissione europea, come se occuparsi di un tema di cui si occupa anche Bruxelles non ci possa più dare questa competenza. Purtroppo da molti anni questa delega è direttamente sotto la Farnesina, quindi chi fa Ministero degli Esteri dovrebbe fare anche commercio internazionale, ma è molto difficile, perché insomma c'è una situazione internazionale per cui il Ministro degli Esteri è impegnato su ben altri fronti che non per andare a fare pubblicità, il macchinario e i prodotti italiani. Quindi bisognerebbe cercare di lavorare su certi paesi, specialmente quando si sa che poi si vanno a ottenere delle aperture commerciali che saranno effettivamente importanti. Il problema quindi non è quello che esporteremo, perché effettivamente lo faremo, ma ciò che entrerà e soprattutto quali sono le categorie che in tutti gli accordi commerciali ci rimettono, che è sempre quella agricola.
di fatto. E allora, però, l'agricoltura che sovvenzioniamo con le nostre tasse, perché giustamente è importante farlo, ma in una politica agricola comune a livello europeo che prevederà dei tagli forti. Quindi l'agricoltura la sovvenzioniamo, però tagliamo queste sovvenzioni e nel frattempo facciamo arrivare nel supermercato dei prodotti da tutto il mondo. E attenzione, anche da paesi dove non ci sono questi accordi, perché poi sembra che sta roba entra solo perché c'è l'accordo. La roba entra comunque a prescindere. Quando ci sono questi accordi si danno dei colpi a volte mortali dei settori interi. Questo perché, attenzione, voi vedete i supermercati italiani, io frequento il Belgio, io fatico a trovare prodotti agricoli italiani qua. Cioè, ci sono anche dei difetti nostri che non abbiamo fatto magari sistema, però ragazzi, cioè, veramente sono preoccupato. Poi l'esempio che hai fatto del pullman cinese lo conosco benissimo. Eh, Questi si sono accorti che dalla Cina si potrebbe bloccare il pullman, così come addirittura il Parlamento europeo si erano accorti che c'erano delle telecamere made in China che potevano svolgere questa funzione. È una situazione anche quella un po' delicata e ingenua, però quando l'Italia fa delle operazioni con la Cina, la Commissione europea ci bacchetta, è venuto proprio ieri o l'altro ieri. Però la Germania sta vendendo MediaMarkt ai cinesi e nessuno ha detto niente, la catena di grandi supermercati dell'elettronica. Capite che anche su questo fatto, se io fossi a capo di un governo che è un contributore netto del bilancio dell'Unione, quindi che dà di più rispetto a quello che riceve come l'Italia, io mi farei sentire. Invece a Roma si preferisce dare l'idea che noi prendiamo dall'Europa anziché dare. Invece, insomma, bisognerebbe difendere un po' di più i propri interessi, a mio avviso. Allora, io posso avere ancora un paio di minuti supplementari, però vi chiedo 10 secondi di jingle, Natalia, per favore, e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci qua. 120 secondi per chiudere questa conversazione. Vai Lorenzo. Che dire, è un piacere sempre avere Marco, ci destabilizzi un po', ma posso dirvi che è quasi educativo, almeno non hai peli sulla lingua ed è giusto così, anche affrontare insomma le situazioni che purtroppo non raccontano i media, noi lo leggiamo magari sbadatamente sui giornali che fanno a metà giornale forse esce qualcosa sul Mercosur, invece parliamo del futuro del nostro agroalimentare, di strategie economiche, di strategie che qualcuno gioca, di partite che qualcuno gioca. A me dà fastidio veramente, ormai non riesco a sentirlo, ormai Facebook ti lascio con questa sensazione campo, non ti faccio neanche rispondere perché tanto sarai nostro ospite prossimamente di nuovo. Queste cose molte volte ormai da social di tutti, ci mettiamo destra-sinistra dove battiamo i pugni sulle cose, però poi stranamente quando c'è da farlo realmente nei tavoli rimaniamo un po' al palo. Devo dire la verità, bravi funzionari, ma tante volte, io te lo dico per il mondo della pesca, assenti sui tavoli. Noi se ci ritroviamo avendo distrutto completamente un settore economico, per quanto piccolo che sia, ma che era identitario e portava prodotto fresco di qualità sulle tavole degli italiani, le abbiamo completamente distrutte perché non abbiamo mai giocato queste partite. Però poi alla fine dei conti diciamo è l'orgoglio, noi siamo quelli che ci battiamo il petto e diciamo teniamo famiglia. A me mi sono rotto le palle perché gli imprenditori hanno bisogno di pianificazione di qualcuno che li segui le strategie economiche e che sia un po' diciamo anche astuto nel disinnescare gli agguati che gli altri paesi giustamente fanno i loro interessi, perché poi noi li criminalizziamo ma fanno spudoratamente i loro interessi come dovremmo fare anche noi, quindi dovremmo giocare le partite in prima persona. Io ti ringrazio Marco perché è sempre, lo ripeto, educativo sentire una persona che senza peli sulla lingua e con spirito libero ci porta anche questi nuovi spunti che non escono da altre trasmissioni o da altre radio. Grazie Marco Campamenosi, buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Ci parlerai un po' del Natale, dai, di cosa mangia a Natale, perché poi
avremo anche questa parte, diciamo, un po' più goliardica della trasmissione. Ciao a tutti. Volentieri. Ciao ragazzi, Marco. Grazie, bella gente, E grazie allora ancora. Io vi saluto anch'io, ci sentiamo il prossimo venerdì e cominceremo naturalmente con i nostri, sapete, la nostra partita invernale natalizia, dove parleremo delle tradizioni locali, dei prodotti locali, delle nostre tradizioni culinarie, quindi avremo un po' di ricette e anche lo chef Antonino ci sorprenderà con qualcosa, ma questo ne parleremo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Grazie, adesso pausa, pubblicità e poi dopo Mangiamondo con Maddalena Baldini parliamo dei dolci natalizi. Vai pure Natalia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, da Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario, allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti, sono Laura Cavandoli. Oggi vi spiego quello che sta succedendo a Montecitorio alla Camera dei Deputati. Sono una deputata del gruppo Lega e in questi giorni abbiamo passato alcune provvedimenti alla Camera dei Deputati, in particolare quello di matrice della Lega, un disegno di legge del ministro Valditara sul consenso informato, un termine noto nell'ambito sanitario e ora è stato portato in ambito scolastico. Quindi il ministro Valditara ha ritenuto che per materie particolarmente sensibili, particolarmente delicate, che vengono rivolte per lo più a soggetti minorenni, visto che si applica nell'ambito scolastico, quindi dalle scuole medie alle superiori, si chiamano la primaria, la secondaria inferiore e la secondaria superiore, e vengano informati quindi i genitori nel rispetto del diritto-dovere dei genitori di educare la prole, questo ce lo dice l'articolo 30 della Costituzione, quindi vuole che ci sia un coinvolgimento su quello che devono essere i temi trattati in ambito di educazione sessuale. Ci sono state tante critiche, è stato un disegno di legge molto bersagliato anche da una grande parte della stampa su sollecitazione delle opposizioni che devo dire, mi sento proprio di dire, non hanno fatto bella figura. Non solo per quello che sto detto in aula,
ci sono stati degli insulti addirittura sulla capacità sessuale dei deputati di maggioranza, degli insulti nei confronti del ministro Valditara, ma soprattutto degli insulti nei confronti di tutte le donne, perché proprio a ridosso della giornata internazionale contro la violenza alle donne c'è stato chi in aula ha detto che siccome le donne sono superiori, gli uomini si sentono così rabbiosi, quasi da giustificare i femminicidi. Capite bene quanto, diciamo, pochezza c'è stata nell'opposizione, che non hanno però voluto, e questo ci fa un po' dispiacere, capire qual era la portata di questa normativa, una normativa che va a incidere su un'altra rivoluzione che ha voluto la Lega, ed è l'educazione civica. L'educazione civica nelle scuole l'abbiamo portata nella scorsa legislatura, in aula era una proposta di legge dei colleghi Capitani e Centemero, una proposta della Lega, che siamo riusciti a portare in aula dal 2020, quindi in tutte le scuole c'è almeno nel curriculum 2 ore di educazione civica che ha però diventato un contenitore di varie materie. Alcune di queste materie sono anche, addirittura abbiamo anche lì provato in quest'anno una norma che prevede per le superiori la possibilità di introdurre anche la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, con l'introduzione dei cosiddetti testimonial, persone con diciamo infortuni sul lavoro alle spalle, che vanno a spiegare quanto è importante rispettare le normative e soprattutto l'attenzione nel lavorare. Ma scusate la digressione, ma credo che siano tutte normative importanti che tutta la società debba conoscere, quindi mi sono un attimo attardata su questo tema. Ecco, torniamo al nostro consenso informato, torniamo quindi all'interno delle scuole, dove la possibilità di diciamo, parlare di educazione sessuale viene vista proprio nell'ambito formativo, educativo, nell'ambito quindi sociale dell'educazione civica. Ed è però una tematica delicata, una tematica che noi come parlamentari e il proponente, il ministro Valditara, vede che deve essere condivisa con i genitori. C'è quindi una prescrizione molto chiara. 7 giorni prima i genitori devono essere informati della lezione che verrà a svilupparsi, chi la terrà e quali saranno i contenuti. Dopodiché daranno un consenso scritto perché i figli minorenni potranno seguire la lezione. Se questo non è possibile, se i genitori dicono no, noi non vogliamo che il nostro figlio segua questo insegnamento, sarà prevista un'attività che comunque entra nell'ambito del piano formativo relativo ovviamente alla classe del ragazzo. Per i maggiorenni essi stessi firmeranno, diciamo, l'accettazione di questo programma. E non è educazione affettiva. Anche questa è una grande cantonata che ha preso l'opposizione, proprio perché si va da un piano completamente diverso, non si va contro quelle che sono l'educazione nel vivere sociale, l'educazione al rispetto delle persone, l'educazione al rispetto delle donne. Questo non viene intaccato da questa normativa, che si limita veramente a questo ambito, che è appunto la formazione sessuale dei nostri ragazzi, che ovviamente è prevista solamente dalle scuole medie e nelle scuole superiori, non è prevista per quelli che sono i ragazzi delle elementari e ovviamente negli asili. La normativa è passata mercoledì alla Camera dei Deputati, disegno di legge da parte del governo, con soddisfazione anche e soprattutto del ministro Valditara, e ora andrà. Buongiorno a tutti, sono Laura Cavandoli. Oggi tutta la società pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. È passata mercoledì alla Camera dei Deputati, disegno di legge da parte del governo, con soddisfazione anche e soprattutto del ministro Valditara, e ora andrà. Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, ovviamente il disegno di legge, come diceva l'onorevole Cavandoli, è passato già alla Camera e ora sarà trasmesso al Senato per giungere a compimento. Grazie ancora a Laura Cavandoli, che tornerà nel finale della trasmissione, perché ci ha regalato un altro Qui Parlamento, dove questa settimana ci racconta un po' le cose con Stefano Candiani, che cosa è successo in Parlamento. Ma adesso Mangiamondo con la nostra Maddalena Baldini, i dolci del Natale. Vai pure Natalia. E allora, questo venerdì, ancora una volta, Mangiamondo con la nostra Maddalena Baldini, giornalista, scrittrice, giornalista enogastronomica, ma come scrittrice la trovate in libreria con il suo L'estate della pioggia per i tipi di Armando Editore. Maddalena, allora, ben ritrovata e insomma questa è una puntata ad alto tasso, diciamo sconsigliata ai diabetici. È vero Antonino, buonasera intanto, ben ritrovati. Buonasera a te. Eccoci, effettivamente questa sera sì, probabilmente ci sarà un incremento degli zuccheri importante. Sto vedendo. A guardare le fotografie e Antonino, sai, ormai siamo vicinissimi al Natale, no? Prossimi a Sant'Ambrogio, il Ponte dell'Immacolata, fervono i preparativi, gli addobbi, alberi, presepi, luminari e quant'altro, e per forza di cose dobbiamo fare una bella carrellata su cosa proporre alla fine di ogni menù in fatto di dolci e di dessert. Tu che dici, vedo. sei d'accordo? Sì, decisamente sì, insomma stanno sfilando le immagini intanto per chi ci sta seguendo sul canale video della radio, e devo dire che insomma riconosco dolcetti che unificano l'Italia da nord a sud, per ciascuno però ovviamente con la propria caratteristica regionale, ovviamente ciascuno con la propria storia, e sono dei veri e propri monumenti al nostro buon vivere, a ritrovarsi, fare famiglia, ma anche tra amici, tra persone che si vogliono bene per Natale. Eh sì, Antonino, insomma, i dolci del Natale penso che siano veramente un fil rouge di tante cose, come abbiamo già spiegato precedentemente. La maggior parte di tutti questi dolci, quelli poi legati alle tradizioni invernali, hanno degli ingredienti comuni da nord a sud. Ci possono essere, come hai detto tu correttamente, alcune varianti in base ad alcuni ingredienti specifici di un territorio, ma vediamo che quasi tutti hanno come protagonisti la frutta secca, le mandorle, le noci, quindi insomma proprio questi ingredienti che ci accompagnano nella tradizione culinaria sin dall'antichità. E ognuno di questi dolci, di queste preparazioni ha una storia particolare, queste storie che uniscono il vero alla leggenda, al mito spesse volte, ma sono proprio affascinanti per questo. E inoltre, come hai detto tu, rappresentano anche un'unione, un momento di condivisione in famiglia, non solo nel consumo finale, quindi quando ci si siede per festeggiare, ma proprio anche nella preparazione, perché quasi tutti questi dolci venivano realizzati, venivano preparati con qualche giorno di anticipo rispetto al Natale.
ed era già quello un momento di festa, perché tutti si ritrovavano in cucina e tutti davano il contributo per far sì che il dolce della festa potesse essere buonissimo. Ovviamente parliamo di periodi in cui il classico pandoro, il classico panettone erano dei miraggi, no? Quasi per alcuni, soprattutto per chi viveva in campagna, e di conseguenza per far festa con dolcezza le persone si ritrovavano in casa e utilizzavano gli ingredienti a disposizione e quelli che la stagione metteva loro a disposizione. E proprio il discorso della frutta secca, fichi secchi, noci, mandorle, nocciole, i pistacchi al sud per esempio, vanno anche a collegarsi a un altro concetto, ossia che essendo freddo ed essendo comunque alimenti calorici, oltre alla dolcezza erano in grado di dare anche un'importanza energetica, davano proprio calorie e quindi servivano poi per affrontare i momenti più freddi dell'anno, soprattutto quando si lavorava all'aperto o quando si facevano dei lavori più pesanti rispetto a quelli che facciamo oggi. Quindi, caro Antonino, facciamo una carrellata un po' da nord a sud dell'Italia. Alcuni dolci sono sicuramente noti e famosissimi, altri un po' di meno. Quando arriviamo però in Calabria mi dirai tu qual è il dolce particolare o quello che magari ti riporta alla tua infanzia. Che ne dici? Va bene, grazie. Ok, benissimo. Allora, caro Antonino, partiamo dal Piemonte. Andiamo a Torino con la nuvola di Ghigo. Questo Eccola. dolce, eccola qua. Eccoci, è davvero particolare. La forma ovviamente ci ricorda quella di un panettone, ma ha una storia originale. Intanto questo Ghigo era una sorta di pasticcere gastronomo, siamo alla fine del 1800, attorno al 1870, e era proprietario di una latteria, quindi all'epoca c'erano questi negozi meravigliosi, e decide di fare un dolce che potesse sorprendere le persone e i suoi clienti. Quindi cosa fa? Decide comunque di utilizzare un impasto soffice, tenero, profumato, ma decide di utilizzare un rivestimento particolare. Che cosa fa? Prende il burro della sua latteria, lo mescola con lo zucchero a velo e fa questa crema meravigliosa con la quale poi ricopre completamente il dolce e effettivamente assomiglia a una nuvola bianca. Per questo che viene chiamata la nuvola di Ghigo, questo pasticcere creativo. E la ricetta di questa crema è talmente particolare, è talmente importante che ancora oggi è segreta, e a quanto pare sono i discendenti di questo Ghigo che si tramandano da una generazione all'altra le dosi e la preparazione per ottenere un risultato eccellente. Buono. Buonissimo, direi, molto goloso, molto goloso. Da Torino, Antonino, andiamo a Milano, no? Dove abbiamo l'immancabile tradizione del panettone. Quasi tutti conoscono la storia del pane di Toni. Chi era Toni? Questo fornaio che, sempre stando alla leggenda, si era innamorato della figlia del titolare del forno, e per conquistarla, per concretizzare questo suo amore, decide di sorprenderla con un dolce speciale. Quindi che cosa fa? Utilizza l'impasto, diciamo, del pane, aggiungendo però zucchero, uova, e all'interno mette uva passa e canditi.
ne esce questo pane profumatissimo, lievitato, molto morbido, il pane di Tony, che ha cambiato il nome in panettone. Per altri invece dicono che il panettone sia nato, pensa, per volere di un pasticcere che seguiva con passione la costruzione del Duomo di Milano, e per onorare, per devozione al Duomo, decise di realizzare questo dolce speciale per la Madonna. Quindi oltre, diciamo, al pane di Tony c'è anche questa altra leggenda collegata proprio alla costruzione del Duomo. Ma sempre parlando di Milano, in questo caso non è una ricetta dolce, ma è sicuramente carino e divertente il riferimento, dobbiamo parlare anche del cappone ripieno, che è un altro dei piatti tipici del Natale milanese lombardo. E io ogni volta che parlo di cappone, Antonino, automaticamente penso ai Promessi Sposi. I famosi capponi di Renzo. E infatti, ovviamente un tempo il cappone era una prelibatezza assoluta, un lusso per le famiglie, che si mangiava in occasioni importanti, come per l'appunto poteva essere il Natale. In questo caso, nelle versioni più moderne, viene ripieno, e i ripieni spaziano molto, variano molto: castagne, prugne secche, altri tipi di carne, erbe aromatiche. L'importante è il risultato, che sicuramente sorprende sempre tutti ed accontenta tutti. Quindi a Natale sulle tavole milanesi non può mancare il cappone. Da Milano andiamo in Trentino Alto Adige. Ci spostiamo al nord con un dolcetto che si chiama Zelten. Mi scuso per la pronuncia non proprio eccellente. Ecco. Però si presenta bene, devo dire. Si presenta molto bene. Anche in questo caso abbiamo un po' la classica forma del dolce, della pagnotta. È un pan dolce casalingo. E il nome, pensate, sembrerebbe derivare da un'espressione tedesca, selten, che significa qualche volta. Proprio perché questo dolce, come si vede, ricco poi di frutta secca, di mandorle, di canditi, veniva preparato qualche volta all'anno, soprattutto in occasione delle feste. E per i più golosi viene anche aromatizzato con la cannella e il rum. Però. Delizioso. Ci spostiamo a Verona, Antonino. Verona, la patria del Pandoro. Sì. Anche qua le leggende infatti sul Pandoro si sprecano, no? Ce ne sono tantissime. Quella più accreditata, quella più famosa, vede l'idea sempre di un pasticcere di realizzare un dolce che potesse celebrare e onorare l'importanza della stella cometa che aveva guidato i magi. Infatti vediamo che la forma del Pandoro ha proprio la forma di una stella. La cottura poi con questa tonalità dorata inevitabilmente ricorda una stella dorata per l'appunto, quindi da lì il nome Pandoro. E si caratterizza assolutamente per la presenza del burro, per questo suo profumo, per questo sapore avvolgente, morbido, e nella pasticceria più moderna, diciamo così, spesse volte viene riutilizzato, quindi qua entriamo un po' anche nell'ottica dell'antispreco, viene riutilizzato come base per preparare altri dolci, in primis fra tutti il tiramisù.
e pensa che la ricetta del pandoro è stata depositata verso la fine del 1800, se non ricordo male siamo attorno al 1890, da un pasticcere veronese di nome D'Ascoli, che finalmente registra il marchio Pandoro. Quindi da quel momento lì in poi viene riconosciuto ufficialmente. Ci spostiamo ancora simbolicamente, facciamo un altro salto e andiamo in Emilia-Romagna. E in questo caso parliamo del pane di Natale. E qua mi ricollego a quanto detto prima, proprio a come era importante ritrovarsi nelle varie famiglie tutti assieme per realizzare un qualche cosa di buono. Vedete tra l'altro come torna spesso il nome di pane, sì, associato poi con un ingrediente specifico, a una forma, a una qualsiasi variazione, ma come il concetto di pane sia alla base proprio dei dolci. E come si vede dalla fotografia abbiamo un pane di Natale bello ricco, bello sostanzioso, perché oltre alla frutta secca si aggiunge spesse volte il miele e si aggiunge una buona percentuale di cioccolato. Ecco perché ha questo colore così scuro. Viene anche aromatizzato con il liquore. E il pane di Natale ha una caratteristica specifica che secondo tradizione intanto viene preparato diversi giorni prima del Natale, addirittura anche proprio all'inizio del mese di dicembre. Questo perché riesce a conservarsi benissimo per un lungo periodo, quindi si può mangiare tranquillamente per tutto il tempo delle feste, basta che sia conservato comunque in un luogo abbastanza fresco. E realizzare il pane di Natale nelle cucine emiliane era una festa totale per i grandi e per i bambini. Dall'Emilia ci spostiamo alla Toscana. Intanto già la volta precedente abbiamo parlato dei ricciarelli, del panforte, che sono proprio quelli tipici, insomma quelli conosciutissimi. In questo caso parliamo prima dei brigidini e poi parliamo delle copate, che sono altri due dolci tipici del Natale, ma non solo. Intanto i brigidini sono questi biscotti croccanti, queste cialde aromatizzate all'anice. Si trovano, oggi come oggi, si trovano nelle varie fiere e si trovano tutto l'anno, ma sono tipici della Toscana perché venivano preparate un tempo soprattutto per i mercatini di Natale che venivano allestiti nei centri delle città. L'altro dolce tipico della Toscana, e anche qua c'è una leggenda particolare, sono le copate. Sono due ostie alimentari all'interno del quale troviamo miele, noci e mandorle. E la leggenda dice che questo dolce, queste copate, siano state realizzate da una suora in onore di una visita di un vescovo importante all'interno del convento. Quindi per celebrare questo avvenimento unico e significativo, questa monaca si è inventata questo dolce, le copate. Di solito vengono tagliate a metà e poi vengono spolverate con lo zucchero a velo. Mi sembrano una versione semplificata del panforte senese, però. Bravissimo, bravissimo. Infatti poi sono tutti dolci che, spostandoci da un territorio all'altro, hanno quelle che si chiamano contaminazioni e possono presentare delle piccole varianti. Ci spostiamo in Umbria e andiamo a parlare del torciglione. Anche qua dobbiamo tirare in ballo una suora.
Infatti è un dolce tipico di Perugia e del lago Trasimeno. Ma perché dobbiamo citare e dobbiamo parlare di una suora? Perché anche in questo caso, per preparare un banchetto particolare, una suora, non avendo a disposizione le anguille, perché in quel periodo nel lago non erano state pescate, decise di stupire i suoi commensali realizzando questo dolce proprio a forma di anguilla. E anche in questo caso il ripieno è composto da noci, nocciole e frutta secca, e nella versione più moderna con l'immancabile cioccolato. Dall'Umbria andiamo in Abruzzo, abbiamo i cagionetti. Assomigliano a dei ravioli, eccoli qua, una pasta fritta, all'interno il ripieno qua varia un pochino, perché al di là della classica frutta secca, noci, nocciole, mandorle, li possiamo trovare anche con i ceci o con le castagne. Io conosco la versione con i ceci e il cioccolato. Benissimo, anche qua una bella spolverata finale e il dolce per le feste, magari anche ancora un pochino tiepido, è perfetto, è servito, è buonissimo. E sempre in Abruzzo, tra le tradizioni natalizie, c'è il famoso pan dell'orso. C'è il pasticcere Angelo Di Masso, proprio di Scanno, che ne produce uno eccezionale, e la leggenda vuole che questo dolce sia nato in seguito a un'avventura di un gruppo di pastori che in un bosco si sono trovati di fronte un orso. Ma l'orso fortunatamente non era tanto attratto da loro, dai pastori, quanto dal dolce a base di miele che avevano all'interno delle bisacce, ed ecco che nasce il pan dell'orso. Dall'Abruzzo a Roma con il pangiallo, nuovamente questo termine pane che ritorna. Eccoci, un dolce antichissimo, perché se ne parla già all'epoca dei Romani, che erano soliti consumare, utilizzare e mangiare frutta secca. Poi successivamente è stato aggiunto il cacao in polvere, alcune spezie. E questo dolce pensa che veniva realizzato proprio per celebrare il solstizio d'inverno. Ed è sì, proprio il 21 di dicembre. Successivamente poi è diventato il dolce, uno dei dolci simbolo del Natale. Ma sempre a Roma, e in questo caso mi piace citare anche la parte salata, è tradizione preparare anche la frittata con le erbe, con gli ortaggi. Questo perché la leggenda racconta che San Giuseppe, per sfamare la famiglia, realizzò questa frittata con le uova andando a raccogliere le erbe spontanee. E quindi la tradizione vuole ancora che soprattutto per la vigilia si mangi la frittata con le erbe amare. Da Roma andiamo a Napoli e non possiamo non parlare degli struffoli. Eccoci qua. Benissimo. Queste chicchi, queste palline, la leggenda ci racconta che sono nati per volere di una regina che ordinò ai suoi cuochi di realizzare qualche cosa di dolce e di goloso per sfamare la popolazione. Quindi questo impasto liquido e poi fritto e ricoperto di miele e colorato con zuccheri o canditi, ebbe un grande successo, tanto da diventare uno dei dolci indispensabili per il Natale. Si trovano poi un po' tutto l'anno, sono deliziosi, ma a parer mio mettono un'allegria incredibile, Antonino, quindi questi struffoli sono veramente simpatici, oltre a essere molto molto buoni.
La Puglia, corriamo velocemente, andiamo in Puglia con le cartellate, eccoci qua, anche loro un altro dolce simbolo. Secondo la tradizione rappresenterebbero o l'aureola dei santi oppure rappresenterebbero le fasce con le quali era stato avvolto il bambino nella mangiatoia. Questo perché vengono realizzate tagliando una sfoglia sottile a strisce. Vengono poi arrotolate, vengono fritte e anche in questo caso vengono o cosparse col miele, zucchero a velo, vengono aromatizzate con la cannella, alcuni aggiungono sopra le mandorle tritate, insomma ci possono essere più varianti. Andiamo velocemente in Sicilia con il bucellato, la classica ciambella ma arricchita, come si suol dire, di ogni ben di Dio. Quindi fichi secchi, uva passa, i canditi come cedro, il limone, l'arancia e il bucellato sembrerebbe chiamarsi così perché un tempo se ne tagliavano dei pezzi molto piccoli in modo tale che potessero essere inseriti tutti in bocca e mangiati in un sol boccone, da qua bucellato. E sempre come simbolo dei dolci siciliani abbiamo la cassata, che questa vabbè è universale, si trova tutto l'anno, ma la ricchezza degli ingredienti è simbolo di abbondanza e di prosperità. Quindi ingredienti così particolari, poi arricchita anche dalle gocce di cioccolato all'interno, è un simbolo proprio di auspicio e di abbondanza per tutti. Andiamo in Sardegna velocemente, il tempo scorre, con i papassini, biscotti, eccoli qua, biscotti dalla forma abbastanza irregolare, si chiamano così perché nell'impasto si trova l'uva passa. Vengono poi arricchiti sempre nell'impasto con noci, mandorle e miele, vengono glassati in superficie e vengono decorati. E questo è uno dei dolci tipici della Sardegna. L'ultimo giro veloce prima del dolce tuo che arriva dalla Calabria, il tronchetto di Natale. Qua usciamo dai confini italiani, ma è uno dei dolci tipici anche in Italia, oramai si trova ovunque. Anche qua la leggenda è particolare perché tanto il tronchetto ricorda proprio un pezzo di legno e la leggenda, la tradizione d'Oltralpe, siamo in Francia, ci racconta che le famiglie la notte di Natale erano solite bruciare un grosso ceppo di legna nel camino in modo tale che il fuoco potesse essere attivo e vivace tutta la notte, ma ahimè non tutte le famiglie potevano avere un ceppo di grandi dimensioni, quindi si era soliti metterne 2 o 3 più piccoli. Da qui l'idea di realizzare questo pan di Spagna arrotolato, farcito con crema, il cioccolato, chantilly, panna, vaniglia, crema pasticcera, proprio per richiamare e ricordare la forma del ceppo che brucia all'interno del camino per tutta la notte di Natale. E adesso? E adesso cosa ci proponi dalla Calabria, Antonino? Allora, dalla Calabria, in realtà la Calabria non ha tutta questa grande tradizione di dolci, soprattutto non è elaborata come le altre regioni, poi non parliamo per esempio la Sicilia dove addirittura tu parlavi della cassata e questa è la cassata diciamo così full optional. Durante l'inverno si fa anche la famosa cassata al forno che non ha tutta la glassatura esterna, non ha i canditi e viene fatta al forno e naturalmente cotta al forno
sopra ci si fa solo una spolverata di zucchero a velo. In Calabria più che altro c'è la pignolata, che è l'equivalente degli struffoli napoletani che abbiamo visto prima, e più che altro ci sono le cosiddette pittepie, che sono dei piccoli dolci grandi più o meno così, che sono farciti con la marmellata di uva e hanno 3 buchi. Questi si fanno sia sotto Natale che soprattutto per Pasqua. L'altra cosa simile ai papassini sono dei dolci che hanno più o meno questa stessa forma, con la glassa di sopra, e si fanno nel forno a legna. Ora mi stai facendo tornare bambino, perché mia nonna li faceva quando io ero piccolo. Oppure, visto che siamo quasi in zona, come si dice, siamo all'Immacolata, oppure si fanno sempre con lo stesso impasto a forma di 8, e dentro l'8 ci si mettono le uova. Questo si può fare sia Natale che Pasqua. Campanaro viene chiamato. Ok, vedi, bellissime tradizioni, vedi, poi queste cose servono anche per ritornare nel passato e ricordare quando anche noi da bambini con le nonne, le mamme, insomma, eravamo tutti ansiosi di preparare il dolce per il Natale. Esatto, era la cosa molto bella che tu hai detto stasera, e te ne ringrazio personalmente, perché viviamo anni contorti e un po' di delicatezza ci vuole, un po' di umanità. E io ti ringrazio dell'umanità che porti con questa rubrica. Grazie, grazie. Ma stasera, sai, mi hai riportato in un mondo nel quale era veramente un affare di famiglia ritrovarsi tutti, da accendere il forno, famigliarlo, come si dice in dialetto, proprio cibarlo, alimentarlo, famigliaru furnu. E poi finalmente questo forno refrattario o igloo, che era stato fatto proprio dopo la guerra, quando era stata costruita questa casa dei nonni, in questo forno mettere tutti questi dolci pronti, la glassa, chi si occupava della glassa, chi prendeva lo zucchero, chi prendeva questo, ed era un modo per ritrovarsi, ed era questa la gioia. Altro che il regalo, cosa trovo sotto l'albero, cose di questo genere. Era un'Italia che ancora, e sto parlando degli anni '80, non del Medioevo, era un'Italia che comunque ancora manteneva una sua ingenuità. Non so, ti dico la verità, non so se questa Italia abbia ancora un po' di questa ingenuità, o le interessa. Probabilmente magari nelle zone più piccole è rimasto un qualche cosa. Sì. Nelle grandi città si fa molta più fatica, insomma, noi ce ne accorgiamo perché abbiamo comunque la possibilità di fare un confronto tra quello che abbiamo visto e vissuto negli anni '80 e quello che si vive oggi. Sicuramente molti aspetti di calore, di familiarità, di amicizia, di condivisione oggi non esistono più, o se ne trovano un po' le briciole rispetto a quello che avveniva anni fa. E giustamente, come hai sottolineato, non si parla di Medioevo, no. Si parla di qualche decennio fa, insomma. È un segnale evidente di come sono cambiati i tempi, e io penso che la cucina sia un elemento forte da recuperare, da riscoprire, ma proprio per riportare a galla tutto ciò che di positivo c'era prima, ma non perché vogliamo fare quelli nostalgici, quelli dei tempi che non ci sono più, ma proprio perché penso che sia corretto, sia valido, sia utile, sia fondamentale andare a riscoprire un po' di quella pace, un po' di quella serenità che si respirava semplicemente mettendoci tutti attorno a un forno, aspettando che il dolce fosse cotto. Esatto, e poi era anche un modo per tenere i rapporti con le persone, perché poi si metteva da parte, allora questo lo diamo a questo lo avviciniamo un momento. Ora, per esempio, te ne voglio dire una. Un'ora fa
Io ero qui, ha bussato, qua sotto c'è una pizzeria, il pizzaiolo è siciliano, il padrone è siciliano, ci conosciamo. Ecco, è salito su, mi ha portato 2 pani siciliani che ha fatto nel forno poco fa, perché si sta specializzando per poterlo offrire ai clienti del ristorante. Mi ha detto, dice, gustalo, provalo, perché voglio capire se la miscela è giusta, perché lui lavora tra l'altro con un mastro panificatore con 60 anni di esperienza. Ecco, ma non è tanto il fatto che me l'abbia portato, è il gesto. Certo. Era proprio il gesto. fatto, dice, questa cosa io te la do perché ti penso, perché comunque per me un valore ce l'hai. E in un'epoca in cui si dice sempre ancora e mai grazie, è questa la vera rivoluzione. Certo. Poter dire grazie. Anche investire il nostro tempo per realizzare qualcosa Come no? per l'altro, visto che il tempo di oggi è sempre meno, corriamo tutti, non abbiamo mai tempo per nulla. Dedicare un po' del nostro tempo per fare qualche cosa per qualcun altro, penso che sia uno dei gesti più belli. Sì, ha voglia, ha voglia. Maddalena, senti, noi siamo quasi alla fine. Questo è il tuo bellissimo degustaviaggi.it, eccolo qui, il tuo bel sito dove tu ci racconti le tue avventure. Leggo i titoli per chi ci segue via radio. La magia del Natale illumina Park Hyatt Milano, poi ancora l'Unione dei ristoranti Buon Ricordo, nuove entrate, specialità e riconoscimenti per il 26, brindisi natalizi, una selezione di etichette per le tavole delle feste. E ancora un Natale con Kinder, Ferrero Delac, dolcezze che rendono felici grandi e bambini. E poi il panettone fatto in casa diventa un rito, il kit di Molino Merano celebra le feste. Dove mi porti? Andiamo con i brindisi, visto che abbiamo parlato di dolci, diamo Eccoli qualche suggerimento sui brindisi. Allora, io ho fatto anche qua una carrellata, ho selezionato più che altro una serie di etichette del nord Italia, per poi fare una selezione ulteriore del centro e del sud. Sicuramente gli spumanti nel periodo delle feste hanno un'impennata. Quindi andiamo dal Trento DOC, che è uno degli spumanti più amati, più apprezzati, è un metodo classico, sino allo spumante metodo classico della zona dell'Oltrepo. Io in maniera specifica per il Trento DOC ho segnalato Cavit, invece per l'Oltrepo ho parlato della cantina Monteglio, che tra l'altro è una delle cantine più antiche del territorio, guidata da un enologo giovanissimo ma talentuoso. Quindi oltre alla qualità dei prodotti consiglio anche di visitarla perché è davvero molto bella. Per le tavole importanti delle feste, per le carni, per gli arrosti, ho suggerito per esempio dei rossi. Da Gradisciutta siamo in Friuli, ho segnalato il Barolo di Podere Einaudi, insomma ne ho segnalati diversi. Ho segnalato uno spumante, pensa, che viene prodotto nella zona di Piacenza che si chiama Ruggente, e è un altro metodo classico e viene fatto con uve di Barbera, quindi particolare. E la cantina, pensate, si chiama Cantina Mossi e esiste dal 1558, quindi ha una tradizione lunghissima. Altri spumanti, in questo caso parliamo della zona del Prosecco Valdobbiadene, Folador. Tra l'altro ho selezionato una confezione particolare, un dono particolare, visto che buona parte del ricavato andrà poi in beneficenza. Quindi insomma è bene avere sulla tavola una bella varietà di vini, è bello dare importanza al territorio, ma come nell'ultimo caso, e in base a quello che abbiamo detto prima, è bene anche pensare un po' al prossimo. E meglio non si poteva dire. Allora, grazie, appuntamento 368 ore. Buonasera a tutti, grazie.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, adesso tocca al nostro Ale Musella, grazie ancora a Maddalena Baldini per il suo Mangiamondo alle 19:25 sulle magiche onde di Radio Libertà. Al termine della nostra chiacchierata con Ale Musella avremo ancora un Qui Parlamento con Laura Cavandoli e Stefano Candiani, dopodiché ci saluteremo. Domani appuntamento alle 9:40 col Garage dell'Alfista, alle 8 ci sarà invece Pier Vittorio Scimì, il grandissimo Pier Vittorio con la sua rassegna stampa, a seguire il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente, e se no, se avete voglia, ci ritroviamo martedì 9 di dicembre alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buon Sant'Ambrogio e felice Immacolata. Quanto deve durare? 20 minuti. E allora, oggi pomeriggio siamo qua con i nostri graditi ospiti e in particolare i lor signori sono, uno è Ale Musella e l'altro è Lorenzo Marini, artista creativo, girovago del mondo come creatività. radiofonico, ma io l'ho sempre accostato un pochino a Andy Warhol. Lui vuole ti incazza, però fa tutto e lo fa anche bene, purtroppo, capito? Ecco, allora facciamo parlare direttamente le immagini, visto che ci siamo, e diamo già una prima occhiata, diciamo, a carosello delle opere. Eccolo qua, vediamo un po' che cosa sta per proiettare il nostro apparecchio. Intanto buon pomeriggio, oggi noi ci troviamo, avete già aperto la mostra? No, siamo qui e dopo di te, che lo sappiamo che registriamo, poi andiamo in onda alle 7 da te, perché siamo in anticipo di prove. L'immagine che stai facendo vedere, quella dei grattacieli e quello che chiamiamo il numero 1, eravamo titubanti se portarla o meno, però io mi ricordavo la vista dell'appartamento, quindi ho detto, secondo me sì. Infatti, a me è piaciuta molto. Ma poi se li vedi vicino, sembrano uno il gemello dell'altro. Invece, che cosa significa quell'opera? Quell'opera è un codice a barre, perché è un simbolo che ha a che fare con la nostra vita quotidiana, non facciamo altro che toccarlo, vederlo 1000 volte. Quel codice a barre poi ha una sua crescita e diventa il numero 1. Per cui quel risultato è il numero 1 che nasce da un codice a barre, però al tempo stesso è anche un omaggio all'architettura, se vogliamo, e questo è stato Alessandro che ha detto, secondo me è giusto per Dubai. Io ci vedo un numero 1, ho detto io, lui mi ha detto io ci vedo un grattacielo, e siccome lo spazio interpretativo delle lettere è molto aperto, vale tutto, non c'è una regola unica. Però quando siamo arrivati qua, allora lui ha fatto una carrellata, adesso voi state guardando un po' di opere di Lorenzo, che sono ovviamente esposte qua. Sì, il concetto base il suo non è un astratto, perché comunque è una codificazione delle lettere, diventa astratto nel momento in cui ognuno può avere la sua interpretazione, per cui è una crasi tra il design, perché comunque nasciamo dalla perfezione, perché ogni disegno comunque nasce dalla matita e dalla mano di Lorenzo, poi dopo tutto il resto arriva. Lorenzo, innanzitutto una domanda, da cosa nasce questa spinta all'arte? E perché soprattutto quest'arte astratta? Quando facevo il liceo artistico e poi l'accademia ero figurativo e ci ho messo un sacco di tempo a smettere di disegnare. Perché poi rischi di essere gratificato da te stesso, dalla tua mano. È come Paganini che suonava benissimo, ma siccome non c'è più un disco di quel tempo, nessuno sa come suonava Paganini. E quindi siamo schiavi della nostra mancanza di umiltà. Quindi lasciando l'illustrazione, lasciando la mano che disegna, ho trovato uno spazio nuovo nell'idea delle lettere. Quindi io disegno lettere,
Che tipo di lettere disegno? Non quelle tipografiche che sono nate per leggere e per scrivere, ma cambio il senso, il significato di ogni lettera per trasformarla in un'illustrazione. Da bambino, difatti, se ti ricordi anche tu, per ricordarti la A disegnavi l'albero, la B la banana, la C la casa e il dado. Quindi siamo tra questi due mondi, tra la tipografia bianco e nero, questo segno astratto, e tra il mondo dell'illustrazione. Ecco, io sto lì in mezzo. E difatti mi piace il linguaggio contemporaneo che è fatto di logotipi. Apri il computer e c'è una mela, metti una scarpa e c'è uno swash. Tutto attorno a noi sono lettere, ti metti una polo e c'è un coccodrillo o appunto una polo, no? E quindi il linguaggio verbale sta diventando visivo. Facci vedere anche noi che siamo belli, vogliamo vederci. Sì, no, io ero molto colpito da questa immagine, da questo quadro, perché io ci leggo tanto futurismo, per esempio. Questa è un'opera futurista, nel senso che il futurismo ha compiuto un secolo e mi piaceva celebrare questo tempo, intanto perché partecipavo alla mostra della Galleria Nazionale Il Tempo del Futurismo con un'installazione di pioggia di lettere, perché sai che il futurismo è nato prima come movimento letterario, ma siccome il futurismo è stato un movimento potente che l'Italia ha esportato nel mondo, il cubismo era monocromatico, poi dopo il futurismo è diventato anche a colori, allora mi sembrava corretto fare delle lettere in omaggio al futurismo. Ovviamente le ho fatte anche in omaggio al surrealismo, al linguaggio hippie, al linguaggio del design. Alla pop. Alla pop, tutto. Allora, quelle immagini che corrono è perché quando vado nel suo studio, che è in via Dante 4, per cui praticamente esce e entra nel Duomo, tutte le volte, no, veramente penso che sia forse lo studio più centrale che abbia mai visitato, anche quella dove vedi che sono seduto su una poltrona, che è creata con le sue opere, per cui anche lì rientra nel mondo del design, ma ogni cosa, e questo per quello che me lo faceva associare anche Andy Warhol, è un po' come Remida, ogni cosa che tocca poi diventa oro. E ride, è che ti ridi, è vero. Sono fortunato. Ma io, a parte il fatto che ci trovo pure gli echi di Warhol, eccolo qua, Antonello da Messina, tutti questi occhi, Antonello, Caravaggio, la Gioconda, anche Warhol qui con quest'occhio che credo sia di Marilyn e così via. Mi interrompo perché questo è un alfabeto al contrario. Cioè? Metto l'immagine, quindi la negazione della lettera, cioè la A è Antonello da Messina, la B è Botticelli, la C è Caravaggio, la D è Dalì, la E è Escher e così via, F Fontana, G Giorgione. Quindi è un rebus, cioè il segreto per annoiare è dire tutto. Vedi questa lettera e c'è un indizio proprio al centro c'è la M, c'è Michelangelo e sopra la M, è un indizio per dire quindi quella a sinistra è Leonardo e quella a sinistra è Klee, quindi KLM e così via. Per cui è un rebus incredibile che tra l'altro io me ne sono innamorato subito di quest'opera quando sono andato a scegliere insieme a lui in studio, che però a me che piace parlare e raccontare dell'arte mi dà la possibilità anche di passare nell'arte moderna e di cavalcare secoli di storia, perché comunque ogni occhio è stato scelto da Lorenzo, ma veramente partiamo da centinaia di anni fa e poi arriviamo al contemporaneo. Per cui questa è una cosa che a me piace tantissimo. Questo è molto interessante. Una cosa, diciamo così, mi colpisce, ecco, prima vedevamo i futuristi, poi voi due siete in questo momento a Dubai. Voglio dire, la settimana scorsa il nostro Ale ci ha spiegato che molto spesso non c'è questa attenzione all'opera d'arte, non c'è questa attenzione al messaggio che lancia, quanto più il fatto che si vogliano spendere dei soldi, fare degli investimenti. Però allora a maggior ragione mi viene in mente quello che diceva Pasolini della poesia. Pasolini diceva che la poesia è l'unico bene non consumabile, perché uno scrive una poesia, poi moriamo tutti quanti, ma la poesia continua a esistere e resta inconsumata. Allora la domanda, Lorenzo, è: ma anche l'arte resta inconsumata? In quanto essere creature e non corpi, allora il corpo muore, il concetto, la coscienza, l'anima no,
e quindi a un certo punto sei eterno e sei attratto da ciò che rimane. La gente, tutti noi, abbiamo bisogno di emozioni, sia di ricevere che di darle. L'arte è un sistema per gli artisti per crearle e attraverso le gallerie e le mostre per condividerle, e per i collezionisti è un modo di comprarle. Tu ti attacchi nel muro qualcosa che o ti rappresenta o che ti ispira. Quindi come una poesia, in fondo le poesie sono visive, musicali, qualsiasi cosa, qualsiasi espressione creativa è una forma d'arte. C'è chi ha l'ossessione della morte, quindi spera di non morire mai, c'è chi vive con una gioia indipendentemente dal tempo con cui vive, insomma, mi metto tra questi, per cui non mi interessa fare qualcosa per i posteri, voglio che tu sia contento qui e adesso, voglio che se ti piace il futurismo ti prendi questa lettera, se ti chiami Anna ti scegli la lettera A, se ti chiami Francesco la lettera F e così via. Quindi le lettere sono i nuovi marchi, è come se stessimo passando al tempo del branding personale. Tra poco, secondo me, non ti metterai più la C di Chanel o la G di Gucci, ti metterai il tuo nome. E questi sono marchi liberi, sono etichette senza prodotto. Etichette senza prodotto, ok, perché ognuno le può interpretare, però vedi, c'è tanto da raccontare dietro. Per cui questo è fondamentale, per cui non è solo un segno grafico, perché che potrebbe sembrarlo perché è molto bello ed è molto estetico, ma c'è tanto da raccontare dietro. Per cui io impazzisco per queste cose, perché è una dicotomia che adoro. E prima forse non ho risposto bene alla tua domanda, parlavi perché Dubai. Dubai e la cultura araba considera, mentre noi nella nostra cultura europea e italiana abbiamo la storia dell'arte che racconta la religione, Dio, i momenti spirituali, loro non ce l'hanno, Dio non è rappresentabile. Allora la calligrafia diventa una forma d'arte. Torno adesso dalla Cina, dove appunto farò una mostra a Pechino in aprile, e anche lì la calligrafia è un'arte. Quindi quello che faccio in Occidente è molto simile al concetto orientale, trasformo dei segni calligrafici in illustrazione. È molto semplice da capire, il più difficile è farlo. E tra l'altro mi inserisco dicendo che nella cultura orientale la lettera e la parola è già un'opera d'arte, per cui lui la reinterpreta nelle reinterpretazioni. Allora, io ho questa penna stilografica, che è una penna fatta in Pakistan, costo $3. Questa penna in particolare è uno stab, cioè un pennino mozzato, perché serve proprio per la calligrafia islamica, l'alfabeto arabo. Perché con questa è possibile, diciamo, fare pressione col pennino sul foglio e quindi nel disegnare la lettera, disegnarla proprio fisicamente, la lettera si allarga, si restringe, ci sono nuance di colore e così via. Però allora vale quindi quello che diceva Giacomo Casanova nella storia della sua vita, cioè l'alfabeto è di tutti e ognuno se ne può servire per farsene un nome e girare il mondo. Vale così anche per l'arte allora? Direi proprio di sì. Bella sì, questa, Sì, guarda, ognuno di noi ha uno stile, ognuno di noi ha un timbro, una voce, una personalità, perché nella natura non c'è niente di doppio. Ognuno di noi lascia l'impronta del pollice perché ognuno di noi è un fatto unico. Le lettere sono di tutti, ma il modo di viverle, di interpretarle sono di ognuno. E quindi, per esempio, in questo caso, il pennino, no? Sì. Che ti illustravi, dà la possibilità di passare dal sottile allo spesso in modo molto veloce, così come fanno in Cina e in Giappone con il pennello. Qui amano molto le forme arrotondate, per esempio. Basta vedere, qui siamo di fronte al Museo del Futuro, che è una grande sfera, le moschee, tutte queste forme arrotondate. E allora è molto interessante capire che siamo qui proprio per omaggiare una cultura che considera appunto la scrittura, la calligrafia, un'arte. Si possono fare in tanti modi, persino con il corpo. Noi possiamo diventare lettera, per esempio. E infatti, vediamo un attimo. Corpi che si fanno lettere, bellissimo. Bravo. Eccolo qua, LCNC. Questa è una mostra che abbiamo fatto a Forte delle Mani, per cui ho avuto il piacere anche di scrivere un testo, però fatti raccontare da lui, perché queste opere qua, che io adoro, questo qua, qui purtroppo non possiamo esporre, queste sono sono dei nudi che andremo poi a donare nel momento in cui abbiamo i vari collezionisti da trovare,
Però qui purtroppo non possiamo esporre, perché ovviamente il nudo... Allora, diciamo, l'idea è che il corpo si fa lettera, ovviamente il corpo è obbligatoriamente sia maschile che femminile, il fondo può essere bianco o nero perché la calligrafia è nero su bianco o bianco su nero, quindi Certo. solo questi punti. La differenza è che se tu conosci il lavoro di Arte, che 100 anni fa disegnava un alfabeto, siamo al tempo del Liberty, Decaux disegnava un alfabeto con i corpi, a quel tempo aveva gli acquerelli. 100 anni dopo mi sono chiesto come si potrebbe rifare questo alfabeto con le lettere. Noi abbiamo la fotografia, per cui ho fatto le foto e a queste ci ho aggiunto i dots, come dire, i punti geometrici, la struttura grafica, e poi ci ho aggiunto sopra il segno pittorico, il gesto pittorico. E quindi è un alfabeto rifatto. Quindi gli alfabeti è da secoli che ci accompagnano la nostra vita, i nostri giorni. La modalità con cui li presenti è diverso. Cioè l'alfabeto le lettere sono segni che servono a leggere e scrivere. Nel mio movimento di liberazione non servono più per leggere e per scrivere, servono solo per essere belli. Chiedimi a cosa serve il profumo della rosa. La rosa è già bella, ma Certo. per celebrare la sua bellezza profuma anche. La lucciola non ha bisogno di intermittenza, probabilmente, così i papaveri nascono in mezzo al grano, chissà per quale motivo. La natura ha dei suoi disegni che noi non possiamo conoscere e quindi le lettere hanno delle loro logiche lontane dalla funzione, perché noi occidentali siamo ossessionati dalla funzione, a cosa serve, quando lo metto, cosa faccio. E lascia a casa per un attimo la funzione, prendi le mani in tasca, tira fuori una frase di poesia che è il tuo modo di vedere le lettere in un'altra dimensione, in un altro modo. Poi tra l'altro stiamo in un momento in cui la lettera e l'alfabeto viene meno, perché i social e comunque il telematico, per cui internet, porta le persone addirittura a non ricordarsi neanche più come si scrive. È vero. Oggi scrivono tutti stampatello, mentre invece il corsivo è disegnare le lettere. Quindi tra l'espressione del pensiero e il disegno c'è un rapporto imprescindibile e soprattutto inscindibile. Ormai io ti rispondo per emoticons, che sono le lettere disegnate. Sì, infatti. Se tu scrivi con lo stesso carattere mi manchi, non sai se è vero o finto fino a che la faccia che piange dice che sei nostalgico oppure che sei ironico, se c'è la faccia che ride. Ecco, si può dire che le mie lettere sono una strizzata d'occhio alle emoticons di adesso. Ecco, io ieri per esempio guardavo nell'archivio storico della stampa, perché io ho la passione delle macchine per scrivere, la tipografia, i caratteri graziati, quelli bastonati e così via. E in particolare c'era la pubblicità della Rafael, che è una macchina elettrica dell'Olivetti entrata in produzione nel 61. La Rafael introdusse un nuovo tipo di carattere tipografico e la pubblicità rimarcava proprio questo, cioè diceva: le persone che ricevono una lettera valutano già dal carattere che voi usate, dall'impaginazione che voi date alla lettera, il valore che voi state dando a voi stessi e che voi state dando alle idee che state offrendo. E quindi anche questo contribuisce a creare una scelta. Ora, molto spesso, oggi con le stampanti a casa, il word processing e così via, la scrittura diventa in fondo una forma di arte perché la macchina stampa, ma in fondo disegna le lettere. Cioè, c'è ancora un rapporto tra la lettera alfabetica e il carattere delle persone, secondo voi? Cioè, carattere è una parola doppia. Sarebbe bello che ognuno trovasse il suo. Il carattere è una parola molto grande, perché in realtà la gente cerca uno stile. A commento di quello che dicevi, c'è una frase molto bella di Oscar Wilde che diceva: solo gli stupidi non giudicano dalle apparenze. Quindi appena tu mi scrivi una cosa ingraziato o in bastone è diverso. Se tu mi scrivi no in un modo bold, extra bold, nero su bianco o rosso, è diverso che se tu mi scrivi sì. Senti la differenza della S, che è un segno che si specchia in un lago, un corsivo, no? È elegante, è sensuale, scivola via, sì, ed è più bello dire no. Difatti la gente che è incazzata dice quasi sempre no. È una forma di espressione, però tornando, per non diventare troppo aperti nel mondo della sociologia, tornando a noi, sì, ognuno dovrebbe trovare il suo carattere. Io ho già fatto fatica a trovare il mio. Non l'hai ancora trovato. Ma voi che lettera vorreste essere nell'alfabeto? Zeta. Perché? A parte che ho fatto una foto con la tua quando eravamo in Versiglia e mi piace tantissimo, perché poi è molto sinuosa. Vediamo se ce l'abbiamo qui, mi sa di no.
però è molto sinuosa la Z. No, non ce l'abbiamo. Poi era quella all'uomo, per cui era scura, questo uomo che era ovviamente posizionato in una zona, sembrava quasi una posizione di yoga, però era rosso, contrasto col nero, e comunque del suo alfabeto di quella serie è Z tutta la vita. Allora devo dire la N, perché la N è una Z che poi si addormenta. È vero. Ma io sono sempre stato attratto dalla lettera D graziata oppure dalla A, perché la A apre l'alfabeto e la D in fondo è una specie di cetra senza però i fili. Ci sono molti marchi famosi con la D, pensa solo a Dior. È La D è vero. un cerchio tagliato e la lettera O invece per i greci era Dio, non ha né inizio né fine. È vero. La lettera A è un triangolo e tu sai che le forme forti sono quadrato, cerchio e triangolo. Infatti la Trinità è un triangolo, certo. I segnali stradali sono di nuovo cerchio e triangolo. La A, secondo una ricerca sulla percezione, è simpatica al 74% di persone, è luminosa, è solare, è aperta, è simpatica ed è associata al colore arancio, che non è né passionale come il rosso né luminoso come il giallo. Vero. Lorenzo, ma guardando a questo mondo... Però è lunga questa intervista, cioè chi ascolta poi si annoia. No, invece secondo me stiamo toccando delle vette veramente alte. Allora andiamo verso la fine. Guardando a questo mondo, che carattere ci vorrebbe? Secondo, quando è che comincia la vostra mostra e quindi diamo i dati per chi è a Dubai che almeno viene a vedervi? Allora, il mondo secondo me ha troppi colori nelle carte geografiche e quindi non mi sono mai dato una risposta, perché la Francia è verdina, l'Italia è giallina, l'altra è rosa, è pallida. Secondo me il mondo deve avere la forma di un cerchio, perché è lì, mi spiace per i terrapiattisti, però il cerchio è la forma perfetta, sì. È un tunnel, una galleria. Gli Stati Uniti d'America hanno iniziato, adesso dovremo fare gli Stati Uniti d'Europa, ma tra un po' dovremo fare gli Stati Uniti del mondo, perché il modello cooperativo deve sostituire quello competitivo. Sto parlando di secoli, ovviamente, noi non ci saremo più. Per quanto riguarda la mostra... Per quanto riguarda la mostra, il casino che sentite qua intorno è perché è arrivato il catering adesso, ok? E di conseguenza è un po' in ritardo, però noi siamo tranquillamente. Anzi, guarda, ti presento anche... Vieni qua. E lui è il mio partner indiano, ok? Tambia, che non si è ancora cambiato. Piacere, signore, come va? Abbastanza bene, grazie. So the next one will be in India. Yeah. Hopefully, we hope so. We hope so. Yes. In a noble and courageous country with a really deep tradition of beautifulness and art. Sì. Quindi. So is Italia. Oh, thank you. Che comincia con la lettera I, Italia-India, e finisce con la A di Italia-India. Bravo. Sì, è vero. Italia è sempre India. Sì, è un bel bridge, è un bel ponte. È un bel ponte. È un bel ponte, sì, perché siamo due civiltà millenarie con una lunghissima storia, quindi sì, è bellissimo per questo. Allora, tornando alla mostra, stiamo per partire, per cui ci sarà questa inaugurazione che rappresenta queste opere, per cui stiamo aspettando anche i nostri ospiti che arriveranno fortunatamente tra mezz'ora, per cui, però abbiamo il tempo giusto per fare tutto, per cui questa presentazione andrà dalle 7 alle 10 e poi le opere saranno visitabili, saranno appunto, potranno venire in home gallery fino a data da definire, comunque fino al 20 sicuramente, ma anche più avanti, previ appuntamento, e sarà un piacere raccontarle davanti a un libro, un video o quant'altro, per cui sarà molto più facile dialogare e aprirsi. Benissimo, allora grazie e buon proseguimento. Grazie mille, namaskar. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Qui Parlamento. Buongiorno dal Parlamento. Siamo Buongiorno. su Radio Libertà, qui Parlamento, uno sguardo
anche visivo su quello che sta succedendo in Parlamento. Io sono Laura Cavandoli, deputata del gruppo Lega, e oggi ho l'onore di avere con me l'onorevole Stefano Candiani. Oggi parliamo di una tematica molto tecnica che ha iniziato il corso dalla Camera, è stata approvata questa settimana a Montecitorio, ed è la legge di delegazione europea. Ora concluderà il suo passaggio per essere formalizzata come legge al Senato, per cui Stefano ci deve raccontare, che era relatore di questo provvedimento a Montecitorio, che cos'è che prevede questa legge di delegazione europea. Grazie Laura, perché hai fatto un'introduzione molto efficace e in grande sintesi. Ecco, diamo anche qualche informazione su qual è la figura del relatore, ad esempio. Come funziona il processo legislativo nel nostro Parlamento è molto ben codificato. Quando si presenta un disegno di legge, nel caso specifico questo è il testo di legge presentato dal governo intero, viene nominato un relatore da parte della commissione di competenze, in questo caso la Commissione Politica dell'Unione Europea. La funzione del relatore è quella di coordinare tutto il monte degli emendamenti, il testo della legge, ovviamente le aspettative del governo e quelle del Parlamento, riuscendo quindi ad arrivare poi in aula con un testo unitario, quindi che tiene conto sia delle modifiche sia delle proposte del governo che del Parlamento, e questo testo poi viene sottoposto al voto dell'Assemblea. Ieri si è votata l'approvazione della legge di delegazione europea 2025 che, come ha detto Laura, adesso è iniziato il percorso, approvata alla Camera, passerà in Senato e poi diventare legge dello Stato. Che cos'è la legge di delegazione europea? Innanzitutto serve una volta all'anno per consentire all'Italia, come agli altri paesi europei, di recepire all'interno del proprio ordinamento tutte le direttive, le normative in generale europee che sono state emesse dalla Commissione. Ovviamente in questo caso le direttive devono essere recepite, quindi il Parlamento dà al governo delle deleghe, da qui il nome legge di delegazione. È una legge con la quale il governo prende dal Parlamento degli indirizzi. Nel caso specifico parliamo di alcuni temi, nel caso ovviamente del diritto di intelletto piuttosto che industriale. Proprietà industriale, che è un tema molto importante dal punto di vista economico, e quindi viene spesso, perché chiaramente si parla di tutto quello che è lo sfruttamento dell'opera dell'intelletto e di tutta questa intelligenza artificiale e queste tutela del software che ci impegnano sempre dal punto di vista legislativo, quindi anche l'Europa ha legiferato, quindi scusami se ti andiamo. No, invece è bello, così diamo attenzione che si vince sempre in gioco di squadra, qualsiasi partita la si vince sempre in gioco di squadra. Abbiamo l'idea che ci siamo preparati, no, non ci siamo preparati. No, ci siamo preparati e come, abbiamo studiato prima. Abbiamo studiato, ma non ci siamo coordinati, quindi no, stavi dicendo appunto sull'ambito della proprietà intellettuale. Ecco, di queste cose che diceva adesso Laura, il governo dice ma come faccio, cioè qual è la strada che mi indica il Parlamento? Allora il Parlamento dice, ad esempio, in quali termini temporali, entro 4 mesi deve essere fatto da parte del governo un decreto. In questo caso si tratterà di un decreto legislativo, quindi di un decreto che deriva da una fonte di norma, che in questo caso è la legge, che deve avere queste caratteristiche, rispettare alcuni criteri nel caso della proprietà intellettuale dei beni, piuttosto che coordinarsi con altre leggi, eccetera. Cioè tutto questo corpus alla fine consente al governo di andare in una direzione precisa. Ci sono invece delle direttive che vengono recepite senza alcun criterio di delega. Nel caso specifico ne vengono inserite alcune, in questo caso sono una dozzina all'interno della legge, che il governo semplicemente recepisce senza alcuna modifica rispetto a quello che definisce l'Unione Europea. Farei alcuni focus. Abbiamo avuto in questo caso da dare al governo delle deleghe in termini ambientali, in termini molto precisi sulle cosiddette case green, eccetera. Ecco, qui diventa importante quindi l'azione politica svolta dalla Lega, e in questo caso ovviamente da me come relatore, per riuscire a evitare che ci siano delle degenerazioni, e qui diventa la caratterizzazione a seconda che c'è un governo o un altro, se si spinge in una direzione o se si accettano le direttive europee con dei binari però molto, molto severi. Abbiamo in questo senso tenuto il punto, evitando che ci potessero essere delle degenerazioni che portassero ad avere costi insostenibili da parte delle nostre famiglie e delle imprese, piuttosto che altre questioni sull'ambiente. Nel caso specifico penso alla direttiva lupi. Che cos'è la direttiva lupi? Abbiamo sentito tutti di questa situazione dei lupi fuori controllo. L'Unione Europea dà all'Italia, come agli altri paesi dell'Unione, dei criteri per rivedere le normative di tutela del lupo, tenerlo sotto controllo ed evitare che ci possano essere incontri spiacevoli o addirittura, come nel caso dei pastori o dell'agricoltura, dei danni relativi appunto alla presenza di questo canino.
Aggiungiamo anche gli animali d'affezione. Noi abbiamo sui territori tantissime lamentele perché i lupi si avvicinano troppo alle case, dice confidenti, diventano secondo le parole dell'onorevole Bruzzone, e quindi vanno a predare quelli che sono i nostri cagnolini e i nostri gattini. Stefano, io ti ringrazio. Le sono tante, ne approfondiremo anche la prossima volta. Comunque questo è il lavoro molto tenace che stiamo facendo in Parlamento, dando ovviamente buon senso alle norme che vengono fatte e approvate. Specialmente quelle che vengono dall'Unione Europea. Ci ricordiamo sempre che siamo della Lega. Arrivederci, a presto. Qui Parlamento. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.